La placenta donata dalle mamme è utilizzata per curare le ustioni dei bambini. Al centro di uno studio che ha coinvolto un centinaio di bimbi vittime di gravi ustioni, la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto di Treviso. Un lavoro pubblicato grazie al supporto dell'equipe del Centro Grandi Ustioni di Padova. Protagonisti bimbi molto piccoli, l'età media è inferiore ai 2 anni, vittime di incidenti domestici che sono l'incubo di ogni genitore. Ebbene, grazie all'applicazione della membrana amniotica sulle ferite si sono ottenuti risultati straordinari. Quello che abbiamo visto è che applicata in un'ustione, in un'ulcera, in una ferita difficile, ha delle potenzialità pazzesche, quindi già nel giro di pochi giorni con una sola applicazione riesce tranquillamente a rigenerare la ferita e ridare soprattutto l'elasticità originaria della pelle. E quella della placenta è l'unica donazione che nasce da un momento di grande gioia come quella della nascita di un bambino. Possono essere donate solo le placente di parti con cesareo programmato e l'appello è quindi lanciato a tutte quelle future mamme che sanno di dover partorire con taglio cesareo. Il fatto di poterci donare la placenta può cambiare assolutamente le condizioni critiche di alcuni pazienti pediatrici, quindi se nell'ospedale dove magari viene effettuato il cesareo non c'è questo tipo di donazione, magari fatelo presente agli operatori sanitari che ci contattino in modo da poter sensibilizzare e creare poi il percorso, insomma, o chiedetelo voi stesse se appunto c'è la possibilità di donare la placenta, perché possiamo fare la differenza.